Ora ci troviamo vicino al Circus, sempre di Magic Kingdom. Non dobbiamo fare questa giostra. Fatelo vedere, va un po' duro. Poi anche noi prenderemo quel treno. A dopo. Ogni tanto poi serve anche un pochettino di rinfrescarsi. Infatti c'è questa fontana qui che non sta capando. Vai lì, prendi un po' d'acqua, ti rinfreschi un pochettino e poi continui a camminare. Disney World, credimi, è immenso, c'è da perdere, è veramente grande. Lo passiamo adesso. Bagnetti ma facciamo un pochettino facile. Ok, andiamo. Allora, ora ci troviamo proprio davanti al castello. Guarda che bellezza. Ci sono le piante qui. C'è sempre. Ora andiamo a trovare il Fast Pass. Praticamente quando si entra ti danno 3 biglietti per andare avanti le file, ma puoi utilizzarlo 3 volte e poi basta. Poi un'altra cosa che vi consiglio, qui internet è gratis, vi scaricate l'applicazione e vedete un pochettino quali sono le attrazioni che ci impiegano meno tempo, così vi buttate dentro e tagliate un pochettino con il tempo, perché qui le file in tutto Orlando sono davvero lunghe, a più bassa di roba di 30 minuti. Infatti guarda quanta fila che c'è, file. Quindi se potete tagliare un pochettino il tempo, accorciare il tempo di fila, fatelo, ve lo consiglio vivamente. Poi andiamo a cercare questo, ecco qua, l'ho trovato, il Fast Pass. L'abbiamo provato, ci avviciniamo e prendiamo i nostri 3 Fast Pass. C'è la fila pure per fare quello, c'è la fila, immaginate un po'. Vabbè, ma lo facciamo sicuramente. A dopo. Ora ci troviamo ad Adventureland. Eccola qua, sempre di Magic Kingdom. Cioè Disney World. Zona tipo Far West. Bellina come zona. Andiamo a utilizzare il nostro... Ah, ci sono proprio uomini, persone che cantano. Questo adesso ve lo dimostro. Qui è un'altra giostra che poi faremo molto volentieri. Non le vuoi toccare. Figata, eh? Io voglio andare a farla, guarda. Ok.
Andiamo su Jungle Cruise. Stiamo cercando quella, abbiamo il fast pass per quella giostra, quindi andiamo lì. Flash Mountain, this way.